sì, veramente ci sono i cambiamenti di noi, li vedo i presidenti della SOCE, certi dunque questo si sta che in poco tempo ci siamo ritrovati due a SOCE di società civili, paesani, cittadini che sostengono le rivendicazioni stesse e la démarche generale di collettivo. Ad un teso par là poco va e di un bene, ad un teso par là che la mobilizzazione in tutta la Francia per il clima c'era 140 SOCE, dunque si può paragonare con tutto che qui la nostra isola più è un 102 SOCE, di un segno di vitalità e di volontà di partecipare. Il gruppo manca appena non l'abbiamo chiamato, 2 o 3 dopo, perché abbiamo fatto una conferenza e tutto, ma l'iniziativa veniva dentro. Ma a principio non abbiamo manco pensato a cercare a chiamare. Ma quando hanno visto la mobilizzazione di tutti i paesani, tutto, anche hanno voluto partecipare e da parete, sono che ci hanno contattato. Dunque quindi ce ne 43, ma sappiamo che tutti gli altri, 100 altri sono con noi, lo sappiamo qui, c'est per questo che abbiamo scritto e tanti altri. Qui abbiamo visto qui che non è mica avuto tempo di viaggio loro, ma sappiamo che sono con noi, possiamo felicitare e capita per il gruppo Agorzi, contatori, che fa anni che dice militare per la lingua Agorzi. Allora, prima, cominciamo così, con la démarche di collettivo, senza essere troppo lungo. Vi rammentiamo che il collettivo è una unità di persone, qui abitiamo, ma di noi da SOCE, che si riconoscono nella stessa démarche, vanno di contribuire all'elaborazione di una società bislingua, corso e francese. Parliamo di oggi, abbiamo detto tanti più, non basta rivendicare. Anche se abbiamo odio, ma non basta rivendicare, non basta pisare il pugno, c'è la fare azioni concrete, cioè se non tutta rete. Questa abbiamo detto tante volte e l'abbiamo fatto, per promuovere l'uso di corso. Ora, azioni concrete, ne abbiamo fatte, ne faremo di noi. Tanto la dimostrazione semplice che dovremmo fare, che il popolo solo non può fare tutto. L'aiuto e l'impegno dei poteri pubblici è necessario per andare più lontano, tanto la rivendicazione diventa legittima. E per chi si vede poi la sua creazione, 12 anni fa, oramai, il collettivo si riassume in 2 parole. Sono scritti, quella a Nantes entrata, fa, ciò la fa. E domanda. Dunque, non aspettiamo mica tutto lo Stato, fermo, ma sappiamo come non tutto lo Stato, i poteri pubblici, la collettività. Non possiamo mica fare tutto, il popolo non può mica fare tutto, ha bisogno di aiuto. E qui c'è ciò che la collettività. Ciò fa, ma di noi non ci prevaremo mai di domandare perché sappiamo che è una necessità. Dunque, a quando verremo, a quando domandiamo. In 12 anni, per fare, venerdì, realizzazioni concrete, per fare dopo la lingua corsa, ci siamo dispersati nell'isola Sana, in paesi, in città. All'estero possiamo rammentare ciò che abbiamo fatto in 12 anni. Il sto di corso, per riabituare la gente a parlare di tutto, di uso quotidiano, di un passato, di passione, di religione, di lavena, in tutte le circostanze. Abbiamo fatto i visiti di musei, abbiamo fatto i visiti di siti patrimoniali, abbiamo fatto i rondolati in montagna, abbiamo fatto intervenzioni in manifestazioni sportive, abbiamo fatto intervenzioni durante i festivali, abbiamo fatto intervenzioni durante i fieri, abbiamo fatto conferenze specializzate dai mestieri tradizionali al mondo delle imprese, dagli animali salvati a musica urbana, dall'energia al transumanismo. Abbiamo lasciato che si poteva parlare di tutto in lingua corsa e abbiamo cercato di convincere tutto il mondo da adoperare la lingua. Abbiamo fatto organizzazione di dibattiti, abbiamo messo a disposizione i traduttori, abbiamo fatto animazione per i cittadini, tutti i turni. Ecco, a quando vemo, a quando domandiamo. Oggi dunque è per domandare che noi siamo qui. E di noi vi rammentiamo che costruire una società bislingua non si può fare senza cercare di agire in tutti i domini, in casa, al quotidiano, in carruto, nel mondo delle imprese e di sicuro anche nel mondo dell'educazione. Per tutti questi domini si pone domandare mezzi. Stavolta dunque sono mezzi per il sistema educativo che noi domandiamo e per questo che noi siamo qui. E qui abbiamo stati tanti testimonianti che domandiamo precisamente
e di un liceano impegnato nella rivendicazione che aveva detto Arturo Solinas. Allora, saluto a tutti, sono Arturo Solinas, sono liceano e mi faccio il portavoce di nuovi giovani in brama di Vede Campano Scialigo. Secondo un mezzo familiare favorevole alla pratica del corso, ma per disgrazia intorno a memorie di un animo in casa, incapacità di trasmettere. È una realtà di più da incontro, un argomento in più per giustificare le nostre rivendicazioni. Di poi parecchie settimane ora, incalchiamo a Nantes e avremo fin tanto che non avremo trovato soddisfazione. Una volta di più, rammenteremo allora che l'educazione l'oggettivo è tutela, immersioni totali di scuole primarie, da scuola moderna a USM2, il bislinguismo totale in un secondario, da sesta alla terminale. Si tratta di costruire un sistema educativo a pro di una società bislingua. Tanto è sicuro che i misuri a pidasso pareggi. Intanto vogliamo insistere a non una misura che presto si può mettere in piazza e presto permettere avanzati. Un corso obbligatorio da sesta a terminali. Buongiorno a tutti, a ringraziarvi di essere così numerosi. Non parlerò a me nome, ma spero di essere abbastanza vita nel pensamento di miei colleghi. Mettiamo ancora un secondo, e intanto che i professori di lingua e cultura corsa in un secondario, dopo 15 anni a momenti, vorrei oggi giustificare la domanda dell'obbligazione di materia lingua e cultura corsa dalla sesta alla terminale. Tutti quanti noi siamo, anche i miei colleghi, siamo funzionari dello Stato francese, ma professori innanzitutto. E la nostra missione è ben precisa: istruisce, accrianza e farsi spannare gioventù che da coda a scuola, rispettando i fondamenti della legge, del paese e soprattutto i valori umani. Oggi la Francia è fuori di legge, è in fiasco completo perché laga mora il suo patrimonio linguistico nazionale. In 2008 la riforma costituzionale ha fatto entrare l'articolo 75 Trattato 1 che le lingue regionali facciano parte di un patrimonio nazionale per affari. Allora, se lo Stato francese non sa mica ciò che è l'importanza del patrimonio e come ci tocca tenerlo conto, tanto ci tocca spiegarla. Se lo Stato francese falta in una sua missione di aprire quanto corsa a conoscenza di se stessa, di isorradichi profondi, per poter chiapprare un mondo sano, di modo sireno e universale, allora ci tocca parlare affari. Per l'aspetto patrimoniale, a chi serve di fare una legge e di parlare di patrimonio se la sua visione di un patrimonio linguistico allo Stato è quanto a parlare di una vecchia casa in rovina, che il tetto è di diafraiato, che ha i suoi quattrini smossi e che un po' più accodanimo da pombe un pezzo di dia a causa di sua malcura, e che tu dichiarassi così: ah, ma era bellina questa casa, che peccato che da in suo stato così. E mi fa un affare, e mi metto un po' di pastone qui in cecolandi, giusto per mantenere un po' che ferma, e mi fa un'altra casa in altro in questo arrettimento. Ecco un dede a trappola tamanta, ecco lo sbaglio che di vaccini, a domandarsi di volte se non vaccini mica apposta. Tenere conto patrimonio vuol dire voltare la vita in sa casa,
che la nostra lingua è la nostra casa e l'abbiamo da ricostruire una casa bella, forte, sempre aperta a tutti e che ci ha da proteggere di tutti i tipi di pari di un mondo d'oggi in due culture sparisce. La nostra casa è pronta a fraiare e tutti quanti noi siamo oggi siamo petri da pisare la torna e crescerla per il benestare di tutti. E giusto appunto, il benestare di tutti, che sta a fare che domandiamo oggi un caccia non da nimo, ma da tanto a ognuno. Un caccia non da nimo ciò che noi domandiamo, ma da tanto a ognuno. E nimo deve essere scantato da qui. Ogni scolare dell'Accademia deve un passo a fortuna. Il beneficio tamanto per tutti i nostri giovani sarà da avviarsi all'universale grazie alla verità del suo luogo, di rimpatronirsi la lingua e la cultura di terra che la codi, da campacci svegli, spannati, coscienti e ricchi di sa cultura millenia oggi morticcia e in pericolo di sparisce. L'obbligazione di materia, lingua e cultura corsa non deve essere vista come qualcosa che costringe, ma come un regalo generoso, tamanto, fatto a tutti per migliorare il campo comune. Non ci sarebbe mai voluto aggiungere a suo stato qui, ma manca pensare di continuare così.